24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Si è svolto a Palazzo Balbi, convocato dal presidente della regione Luca Zaia e con la presenza di tutti gli interlocutori del sistema economico e sociale del Veneto, l'incontro per arrivare ad un patto operativo per lo sviluppo. Sono soddisfatto del dibattito, ha commentato Zaia, che ha aperto una pagina importante coi mondi della produzione e del lavoro. Si tratta di un evento molto positivo, perché evidenzia la serietà e l'impegno con i quali la squadra veneta, tutta assieme, sta affrontando il grave momento attuale. D'intesa con i presenti ci siamo dati qualche giorno per affinare il documento proposto al tavolo, che contiene soluzioni innovative per i diversi settori e indica le risorse. Esso rappresenta di per sé una forte novità istituzionale e l'auspicio è che si possa chiudere la partita a breve. Il Veneto è la prima regione d'Italia che si doterà di una minuziosa mappatura dei bisogni di salute espressi dal territorio. Lo farà realizzando un progetto denominato ACG, Adjusted Clinical Groups, approntato dall'Università Johns Hopkins di Baltimora negli Stati Uniti, che in via sperimentale partirà a breve nelle ULSS 20 di Verona e 16 di Padova. Il relativo accordo è stato siglato a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, dal segretario regionale per la sanità ed il sociale Domenico Mantuan, dall'Executive Director del progetto ACG International dell'Università americana Karen Kinder. Erano presenti tra gli altri i direttori generali delle ULSS interessate. Il sistema ACG, utilizzando tutti i flussi di dati già esistenti all'interno delle ULSS, censierà la distribuzione delle patologie nel territorio con l'obiettivo primario di migliorare la salute dei cittadini, calibrando interventi e risorse commisurate ai reali bisogni della popolazione. Prestazioni ad alta specializzazione, sicurezza per il paziente e costi veramente competitivi. Sono queste le caratteristiche del centro odontostomatologico dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria, che è stato inaugurato questa mattina al centro polifunzionale Don Calabria di via San Marco, alla presenza del vescovo Giuseppe Zenti, del superiore generale dell'opera Don Calabria padre Miguel Toccul, dell'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, dal sindaco di Verona Flavio Tosi e dalle massime autorità militari. Il nuovo reparto ospedaliero, diretto dal dottor Carlo Raimondo, risponde ad un'esigenza diffusa tra la popolazione veronese per quanto riguarda le cure odontostomatologiche, di cui il sistema sanitario nazionale garantisce solo quelle di base con limiti di età, reddito e patologie. Questo centro, grazie all'alta tecnologia, permetterà a tutta la popolazione di poter usufruire della possibilità di mettere i denti in giornata, di poter accedere a delle prestazioni ad altissima tecnologia con un'attenzione soprattutto rivolta nei confronti della persona. Di conseguenza questa attenzione alla persona è rivolta a 360 gradi sia per quanto riguarda l'aspetto prettamente medico che anche quello di tipo socio-economico. I suicidi degli imprenditori italiani distrutti dalla crisi economica finiscono anche sulla prima pagina dell'International Herald Tribune. In un lungo articolo dal titolo «Nella crisi della zona euro, lo stress diventa mortale», l'edizione mondiale del New York Times traccia un quadro delle difficoltà degli imprenditori europei, concentrandosi in particolare sulla tragica scelta di alcuni imprenditori del Veneto, da Antonio Tamiozzo, che si impiccò la sera dell'ultimo dell'anno a Vicenza, e Giovanni Schiavon, che 3 settimane prima si era sparato a Padova. Abbonamenti su iPhone e BlackBerry. Dopo l'iMob, ACTV studia un'altra rivoluzione nelle abitudini dei passeggeri di bus e vaporetti. Per poter caricare abbonamento o biglietti sul telefono ci vorrà ancora molto tempo. Intanto Comune di Venezia e azienda di trasporto pubblico hanno deciso di venire incontro agli utenti che devono bippare il titolo di viaggio elettronico tutte le volte che salgono a bordo. Da oggi sul vaporetto numero 40 sarà installata la prima validatrice su acqua e a 9 fermate di bus di terraferma arrivano le maschere per capire quanti biglietti mancano prima di dover caricare un nuovo carnet. Mercato immobiliare, il residenziale cresce nelle grandi città.
Nella seconda parte del 2011 il calo complessivo di vendite si è ridotto del 2,2% e nei maggiori centri le transazioni sono risultate un aumento del 2,4%. Tutti particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.